Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Catania saluta Enzo Trantino, l'arcivescovo Renna è stato un pilastro, ha servito la collettività, i cittadini prendano esempio, gremita la cattedrale, all'esterno lo striscione, la tua storia, la nostra storia. Nuovo corteo di protesta per l'acqua Enna. Il comitato chiede di togliere ai privati la gestione idrica e un sistema pubblico più equo. Non ci sono vite segnate per sempre, parla ai giovani il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Roberto Di Bella. All'Istituto Parini un incontro del progetto Liberi di Scegliere. Palermo, illuminato il grande albero di Natale al via, gli eventi per le feste in città, il Clune e la serata del 31 con il concerto di Biagio Antonacci. Nessun allarmismo, il virologo Pregliasco al nostro TG sul virus ancora sconosciuto che si sta diffondendo in Congo, controlli su voli e navi in arrivo. Calcio, dopo la vittoria contro lo Spezia, il Palermo cerca il bis oggi in casa della Carrarese. Serie C, il Catania domenica a Taranto, Toscano dovrà fare i conti con le assenze di Guglielmotti e Luperini, rientra Lunetta, oggi pomeriggio il Messina riceve il Foggia, domani big match per il Trapani che attende il Benevento al Provinciale. Ancora ben trovati in una cattedrale di Catania letteralmente gremita, la città ha salutato uno dei suoi figli più illustri, è stato un ciao corale a Enzo Trantino. L'arcivescovo Renna ha detto è stato un pilastro, ha servito la collettività e i cittadini, prendano esempio. Sentiamo Tonino De Mana. La toga sulla bara, quasi ad accarezzarla, perché dentro c'è Enzo Trantino, una persona che ha unito destra e sinistra, avversari politici, avvocati, magistrati, amministratori e tanta gente comune. È stato un pilastro della vita pubblica di questa città e del nostro paese. Le parole dell'arcivescovo Luigi Renna certificano la grandezza del professionista, del padre, del nonno, doti umane che si mescolano alla passione, alla sapienza e alla conoscenza. Stracolma, come prevedibile, la cattedrale di Catania per il funerale del politico nato 90 anni fa, Licodia Eubea, parlamentare per ben 9 legislature. In prima fila, naturalmente, il figlio Enrico, sindaco di Catania, affiancato dai familiari tutti ed attorniato dalle massime autorità civili, religiose e cittadine. Tra i presenti anche il ministro della protezione civile, Nello Musumeci. I suoi ideali sono stati sempre coerenti durante l'intero arco della sua vita. Non dite Enzo Trantino è stato di altri tempi per la caratura morale. Lui è stato uomo del nostro tempo, in tanti. Traggano esempio da lui affinché nessuna linea temporale rimanga orfana del suo ricordo. Lui ha reso bella e grande questa città come ognuno di noi può fare. Toccante il ricordo del nipote Vincenzo, dalla tua poltrona al nostro letto, ci illuminavi la vita, ci proteggevi nei momenti di sconforto, eravamo complici e tu, nonno, eri il mio migliore amico. Applausi e tante lacrime hanno salutato anche la consegna di uno storico fascicolo che sarebbe stato offerto il 19 dicembre prossimo in occasione del 60° anniversario di avvocatura. Non è arrivato in tempo Enzo, ma sarà comunque una festa. All'esterno, ad accogliere il principe del foro Enzo Trantino, anche un enorme striscione. La tua storia, la nostra storia, da tramandare a figli, nipoti e a quanti l'hanno conosciuto. E per ricordare Enzo Trantino questa sera alle 21 su Antenna Sicilia, domani alle 14:30 su Telecolor andrà in onda l'ultima intervista televisiva realizzata in un faccia a faccia delle nostre reti. È accaduto nel 2016, Trantino si è raccontato al pubblico rispondendo alle domande del collega Luca Ciliberti che è qua con me in studio. Oggi al punto una parte di questa intervista, Luca. Sì, grazie Roberta. Una parte inevitabile, il nostro è un approfondimento politico. Trantino è stato un uomo politico, un uomo delle istituzioni, è stato un personaggio, un pilastro di questa città, lo ricorderemo anche con alcuni stralci di questa intervista, quindi insomma dedicheremo una parte della nostra trasmissione a Enzo Trantino e poi però i temi che il punto affronta ogni settimana, le inchieste, gli approfondimenti. Oggi cercheremo di capire, andremo oltre il caro voli, oltre queste misure degli sconti, cosa c'è, cercheremo di capire se l'insularità può aiutare in qualche modo. Ci sarà con noi l'assessore ai trasporti, l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Laricò, tanti esperti e poi una nostra inchiesta che è dedicata a
coloro che noi abbiamo definito gli invisibili della sanità, cioè coloro che non riescono a comprare i farmaci salvavita perché sconosciuti da tutto il sistema. In Italia ce ne sono circa 500.000, molti sono in Sicilia, quindi li scopriremo all'interno del Punto. Quindi ti aspettiamo dopo il nostro telegiornale per il Punto con questo cameo dedicato a Enzo Trantino. Grazie a Luca Ciliberti. Noi adesso parliamo della crisi idrica che continua a mettere in ginocchio la Sicilia centrale. Nuovo corteo di protesta a Enna dove il comitato cittadino ha chiesto di togliere ai privati la gestione dell'acqua e di tornare a un sistema pubblico più equo. Il servizio è di Maglio Viola. Enna scende in piazza contro la crisi idrica e contro una distribuzione dell'acqua che considera iniqua. Circa 300 persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Garibaldi, dove ha sede la prefettura, per partecipare alla manifestazione organizzata dal comitato Senza Acqua Enna e denunciare la cattiva gestione dell'emergenza idrica che mette in ginocchio la città. Con cartelli, striscioni e fischietti hanno sfilato lungo via Roma fino alla sede proprio di Acqua Enna, il gestore del servizio idrico più volte contestato dal movimento, che nei mesi scorsi ha anche presentato un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Anche la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla gestione della crisi. I partecipanti alla manifestazione hanno rilanciato ancora una volta il tema della gestione pubblica dell'acqua, chiedendo a gran voce lo stop all'affidamento delle società private e lamentando l'assoluta assenza di istituzioni e rappresentanti politici. Dopo il distacco dalla diga Ancipa, Enna continua ad avere l'acqua ogni 6 giorni e il razionamento, ha annunciato l'ente gestore, sarà costante anche durante il periodo natalizio. Attualmente la città è fornita da 2 pozzi, Bannatelle 3 e il surplus proveniente da Leonforte. Non si conosce quando verranno messi in funzione gli altri pozzi, Bannatelle 2 e 5, che non sono ancora legati alla rete comunale. Intanto la pioggia ha fatto salire il livello dell'Ancipa, che oggi può contare su 1.700.000 litri d'acqua in più. Terminato a tempo di record anche il bypass dell'acquedotto Blufi, 1,5 km di tubatura che collega i pozzi di Butera di Caltacque al serbatoio di distribuzione di Caltanissetta e San Cataldo, una risorsa che potrebbe permettere di riallacciare parte dell'Ennese proprio all'Ancipa. Non ci sono vite segnate per sempre, lo ha ribadito ai giovanissimi il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, in uno dei suoi incontri dell'iniziativa Liberi di Scegliere. Desiree Ferlito. Un focus sul contesto criminale che i giovanissimi sono costretti spesso a subire perché cresciuti in famiglie segnate da mafia e delinquenza. Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni a Catania, ha incontrato cuore a cuore i giovani dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Parini per l'iniziativa Liberi di Scegliere. Siamo riusciti ad aiutare tanti ragazzi, tante mamme a emanciparsi dalla cultura criminale, quindi si può fare, bisogna crederci, bisogna poi soprattutto informare i ragazzi. Il progetto ha una duplice valenza, giudiziaria ovviamente, ma anche culturale. Andiamo nelle scuole per sensibilizzare insegnanti e ragazzi su questi temi che coinvolgono tutti. Allora ha raccontato le numerose esperienze vissute da magistrato a capo di un ufficio che ha avviato un percorso di allontanamento dei giovani dalle famiglie mafiose, perché spesso, quasi sempre, il contesto dell'infanzia vissuta si ripercuote sul futuro. Oggi ho parlato dei boss catanesi, dei grandi boss catanesi del passato. Sono stati tutti ragazzi di un quartiere, di una famiglia disagiata, che purtroppo nel corso dei decenni e nell'assenza delle istituzioni, non andando a scuola, hanno compiuto la loro progressione criminale. Un Erasmus di legalità, come a lui stesso piace definire i suoi incontri con i giovani, per questi adolescenti e bambini che nel corso della loro vita hanno vissuto solo in un contesto, cresciuti nella tela del ragno, imbevuti di quel tipo di cultura mafiosa. Il suo messaggio ai giovani è però carico di speranza. Non ci sono vite segnate per sempre, io penso che la rassegnazione confina con l'alibi. E c'è stato un altro incontro di giovanissimi con la legalità, con la Polizia di Stato a Catania. Infatti la Polizia ha incontrato piccoli pazienti anche oncologici, dando vita al villaggio della legalità. Sentiamo. Un momento di incontro tra la Polizia di Catania e i ragazzi dell'associazione LAD, l'Albero dei Desideri, che da oltre 5 anni, utilizzando arte e creatività, realizza laboratori, iniziative e progetti per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti di oncologia pediatrica ed impedire alla malattia di ostacolare il processo naturale di crescita. Le volanti, le moto, i cavalieri e le unità cinofile e la polizia stradale hanno dato vita al villaggio della legalità, il cui obiettivo è stato quello di far germogliare
invogliare anche nei più giovani la consapevolezza dell'importanza e del rispetto delle regole e del bene comune e degli altri. Coinvolgente per i piccoli pazienti il confronto con gli agenti della squadra volanti, che hanno mostrato le moto e le auto con cui quotidianamente svolgono il loro servizio di controllo sul territorio. L'incontro interpreta appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato: esserci sempre accanto alle persone in ogni circostanza. Cambiamo decisamente argomento perché adesso andiamo a Palermo. È stato acceso l'albero di Natale, il grande albero cittadino che ha dato il via agli eventi natalizi a Palermo. Il clou sarà con la serata del 31 dicembre. In concerto ci sarà Biagio Antonacci. Marco Gullà. L'illuminazione dell'abete, impreziosita dalle armonie del coro di voci bianche del Teatro Massimo e dalle sfere realizzate dai bambini dei reparti oncologici, dà inizio a un mese di eventi dedicati alle festività natalizie a Palermo. Eccolo l'albero acceso a Piazza Ruggero VII, meglio conosciuta come Piazza Politeama. Un mese di eventi, il clou sarà il 31 dicembre, quando a brindare assieme ai palermitani per il concertone di Capodanno ci sarà il cantautore Biagio Antonacci. Come ormai vi ha abituati questa amministrazione, ci ha abituato questa amministrazione, ci sarà un artista di primo piano, sarà Biagio Antonacci, artista ovviamente apprezzatissimo, scelto per le sue qualità ovviamente musicali, canore e artistiche, scelto perché è un artista trasversale rispetto anche alle fasce generazionali. Dai presepi in mostro viventi alle piste di pattinaggio sul ghiaccio, dai concerti gospel alle rappresentazioni teatrali, passando per i villaggi di Babbo Natale e le iniziative per i bambini. Sono tantissime e variegate le iniziative in programma a Palermo e provincia. Non solo ci sono grandi nomi, ma c'è soprattutto ancora una volta l'affermazione di un metodo e di una opportunità. Il metodo è quello della collaborazione tra istituzioni, fondazioni, il coinvolgimento di associazionismo, volontariato, c'è solidarietà, e l'opportunità è quella di avere una squadra e risorse per poter estendere questo progetto e questo programma a tutte le aree della città. Iniziative anche nelle periferie per un Natale sempre più inclusivo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo parlando del misterioso, ancora non conosciuto virus che si trova in questo momento in Congo. A tra poco. Siamo tornati in studio. Anche l'Italia guarda con attenzione al virus ancora sconosciuto che si sta diffondendo in Congo. Controlli su voli e navi in arrivo. Abbiamo sentito il virologo Pregliasco, il servizio di Francesco Aloi. La situazione del Congo ovviamente ci deve preoccupare, ma in un senso di reazione che deve esserci a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nessun allarmismo, parola dei virologi. Nelle ultime settimane il Congo è diventato focolaio di una malattia ancora sconosciuta. Potrebbe essere anche un virus o un batterio conosciuto, potrebbe essere il morbillo, la malaria, il Covid, l'influenza o, considerando anche la storia del Congo, un virus che ha avuto un passaggio da animale a uomo. I sintomi sono simili a quelli influenzali: febbre alta, mal di testa, tosse. Un centinaio i decessi nel giro di un mese e tra i più colpiti ci sono i giovani, tra i 15 e i 18 anni. Che si tratti un po' come per il 2009, il virus H1N1, che si tratti sì di un virus nuovo, quello appunto della cosiddetta suina, ma che bene o male era circolato in una variante nel passato, colpendo meno gli anziani che nel passato appunto avevano avuto una quota di protezione. Il mondo intanto guarda con attenzione a quanto sta accadendo. Anche il nostro Ministero della Salute ha innalzato i controlli, soprattutto su voli e navi in arrivo. Per gli esperti giusto tenere alta la guardia, ma evidenziano che al momento è tutto contenuto. Un sospiro di sollievo per tutti, anche perché queste immagini di appena qualche anno fa appartengono ad un film che nessuno vorrebbe più rivedere.
4 presepi artistici realizzati a Caltagirone, nel catanese, negli anni 90, e nella disponibilità del servizio turistico regionale della città, saranno esposti da domani, 8 dicembre, al 2 marzo 2025 nel museo di Cracovia in Polonia, così ha reso noto il comune della cittadina siciliana. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e poi una nutrita pagina dedicata al calcio. A tra poco. Siamo allo sport, Palermo in campo alle 15, dunque tra poco Rosanero di scena a Carrara contro la Carrarese. Sentiamo. Per la prima volta nella storia il Palermo giocherà contro la Carrarese. Alle 15 Rosanero a Carrara proveranno a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa contro lo Spezia. La sfida dello stadio De Marmi sarà ricca di insidie. Di fronte ci sarà un avversario che in casa gioca un buon calcio. I rosa quest'anno non hanno mai perso contro le neopromosse, ma dopo aver battuto la Juve Stabia sono stati bloccati sul pareggio prima dal Cesena e poi dal Mantova. Hanno realizzato più punti di quanti ne abbiamo realizzati noi in casa, quindi la dice lunga sull'avversario che affronteremo, un avversario che insomma aggressivo, una squadra, un avversario che cerca di non lasciarti giocare, magari ti concede i primi 30 metri e poi dopo non hai spazio, quindi non sarà una partita facile per niente e sicuramente nelle scelte cercherò di tenerlo in considerazione. Squadra che vince e convince non si cambia. Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto lo Spezia. Il tecnico comunque conserva qualche dubbio, soprattutto riguardante Gomez, ma alla fine potrebbe optare per gli stessi 11 di domenica. In avanti sulla destra ci dovrebbe essere Insigne, a sinistra ancora Di Francesco. Henry sembra in largo vantaggio sulle Duaron per il ruolo di prima punta nel 4-3-3. Alla Serie C adesso con il Catania che sarà domani di scena a Taranto. Toscano dovrà fare i conti con altre assenze, ma ci fa il punto il collega Marco Carli. A Taranto per non sbagliare, il Catania contro l'ultima della classe, gravata da 10 punti di penalizzazione reduci da 3 sconfitte di fila, cerca di riprendersi quello che ha perso in casa con la Cavese, di ritornare al successo lontano dal Massimino che manca da 2 mesi. Toscano vuole che tutti diano qualcosa in più. Per dare più continuità, per dare più incisività soprattutto sotto porta. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, adesso bisogna trasferire in campo tutto quello che su cui abbiamo lavorato per riportarlo in campo. Non ci saranno tifosi etnei, mentre la capienza dello Iacovone è limitata a poco più di 3.000 posti per via dei lavori che interessano lo stadio. Il Taranto prima di tutto, poi altre 2 partite nel 2024 che definiranno il futuro in classifica anche sul mercato. Toscano per lo Iacovone deve fare i conti con altre assenze, si ferma Guglielmotti così come Luperini, ma torna Lunetta. Geca viene con noi, anche se non è in perfette condizioni, la spalla un po' lo limita, però ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, quindi sarà con noi. Non ci saranno Luperini, non ci sarà Guglielmotti, Lunetta sì, ci sarà. Adamonis ha avuto un problema, una forte contusione, non sarà disponibile. Non bisogna parlare né di mercato né di vacanze, perché mi incazzerei seriamente. È un momento di concentrarsi su queste 3 partite che per noi possono cambiare tante cose. Taranto-Catania sarà seguita da Telecolor, 3 ore live a partire da mezz'ora prima dell'inizio del match, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, al termine le interviste ai protagonisti in anteprima. Il Messina ospita oggi il Foggia, mentre la formazione granata riceverà domani sera la capolista Benevento. Sergio Colosi. I destini di Messina e Trapani si intrecciano per l'ennesima volta, mai come adesso però possono segnarne il futuro. Messina-Foggia oggi pomeriggio al Francoscoglio e Trapani-Benevento, domani sera al Provinciale valgono oltre 3 punti. In palio ci sono il futuro societario e tecnico del Messina, solo tecnico del Trapani. Il rinvio sull'acquisto del club giallorosso lascia presagire che il cambio potrebbe non concretizzarsi, annullando il contratto preliminare. Incertezza che non ha
aiutato la preparazione alla sfida contro il Foggia in serie utile da 4 giornate. Le dimissioni del direttore sportivo Pavone, prossimo sposo del Trapani, hanno ulteriormente complicato la settimana, completata dalle incertezze del tecnico Modica, che potrebbe seguirlo a Trapani a patto che venga liberato da Sciotto entro il 20 dicembre. Situazioni che potrebbero subire accelerazioni in caso di risultati negativi del Messina contro il Foggia e del Trapani con la capolista Benevento. Antonini domani siederà in panchina accanto ad Aronica, scelta che delegittima l'allenatore vicino all'esonero. Contro il Foggia degli ex Mausso e Zunno destinati alla panchina, Modica conferma l'11 che ha vinto a Torre del Greco, unica possibile variante Ortisi a sinistra. In casa Trapani giocano dall'inizio Spini sulla tre quarti e Falli in attacco con Lescano. Torna titolare Silvestri e dopo la squalifica rientra Benedetti. Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, prossimo appuntamento alle 19, vi lascio adesso a Luca Ciliberti con il punto a tutti, una buona giornata.